Il giorno dopo la visita di Matteo Renzi in Veneto, la candidatura di Laura Puppato alle primarie del centro-sinistra sta già creando un caso. Lei scende in campo per fare il Presidente del Consiglio, ma in Veneto c'è chi l'accusa di tradimento nei confronti di quei 26.000 elettori che l'hanno votata alle regionali del 2010, quel Consiglio regionale che in caso di elezione dovrebbe abbandonare. E così l'ex sindaco di Montebelluna rischia di spaccare il PD. Perché dovrebbe spaccarlo? Non è una questione interna del Partito Democratico questa. Non stiamo stabilendo chi governerà questo partito o chi stabilirà ad esempio il numero dei parlamentari. Stiamo dicendo queste sono le nostre proposte per governare l'Italia. Che i cittadini dicano qual è la migliore. Resta il fatto che c'è chi non condivide la sua scelta di candidarsi, compreso il bersaniano Piero Ruzzante, suo collega in Consiglio regionale. Non mi piace una cosa, il raddoppio delle candidature. Lui sta facendo il sindaco di Firenze, come la Laura Puppato sta facendo il capogruppo dell'opposizione del Partito Democratico in regione. A me piacerebbe che ognuno facesse bene il suo mestiere e lo portasse a termine. Lei si era presa un impegno con tanti elettori che l'hanno votata a fare l'opposizione in quel Consiglio regionale, ha chiesto a noi di votarla come capogruppo. Credo che le due cose, tra fare il capogruppo in Regione Veneto e fare addirittura la Presidente del Consiglio, ci sia un mare in mezzo. Tra i possibili bersagli di Matteo Renzi, che fa dell'età anagrafica un motivo sufficiente per rinnovare i vertici del partito, anche il senatore Giaretta, che ricorda come le regole delle primarie non siano ancora state scritte e che l'ha Puppato per il momento ha fatto sapere della sua candidatura solo attraverso giornali e televisioni. Ha dimostrato di avere una capacità di dialogo con gli elettori, qui stiamo però parlando di fare il Presidente del Consiglio in un momento molto difficile. Mi sembra che Laura abbia tempo di crescere. Ma non ci sono ancora le regole delle primarie, quindi diciamo si annuncia sui giornali una volontà, poi vedremo, bisognerà fissare le regole, quante firme ci vogliono per essere candidati.